Alberto, mi senti? Alberto? Allora, mancano 2 minuti al termine della partita, sono stati chiamati adesso anche dallo speaker ufficiale, 2 minuti di recupero. Ovviamente in questo fine partita ormai finale scontato con la vittoria della formazione del Borussia. Chiaramente teniamo la telecamerina accesa, considerando il fatto che adesso ci sarà il gran finale, per cui mi piace un po' far vedere magari anche in diretta le immagini, chiaramente in diretta differita, che rivedrete poi più tardi quando andrò al montaggio, con la formazione del Dortmund che adesso controlla il pallone, fa scorrere chiaramente i secondi ma anche i minuti, vuole andare negli spogliatoi con la vittoria 2-0, attacca ancora la formazione di casa, palla in aria, attenzione, la palla che danza lì davanti al portiere, il pallone è stato ribattuto dal difensore della formazione dell'Hamburgo, ma sempre Borussia in possesso del pallone. Questo nuovo attacco fallito con l'appoggio di Castro, ha cercato di servire un attaccante che però non è riuscito all'intento, parte adesso il contropiede dell'Hamburgo, vediamo se riesce a realizzare il gol del 2-1, ci prova con Wood, l'appoggio indirizzato ad Olby, ancora Wood, cerca la conclusione, parata del portiere. Grandino e parata del portiere che è riuscito a ribattere. Davvero Hamburgo che non si dà per vinto fino alla fine. Sentite anche il pubblico comunque incita fino alla fine la propria formazione, la propria squadra del cuore. Dalla parte opposta la torsina della formazione del Borussia Dortmund che si sta portando a casa i 3 punti davvero importanti. Gioco adesso fermo, vediamo cosa accade con l'arbitro dell'incontro che forse farà recuperare ancora qualcosa. Siamo ormai al 92esimo nel corso di questa partita, il Borussia sta vincendo 2-0, attenzione, tutto solo davanti alla porta, la finta, tiro! Letteralmente il telefono, tutto a posto, gol del 3-0, davvero strepitoso. Senti Alberto, la festa del pubblico, incredibile ma vero, nel finale di partita del gol del 3-0 che sigilla così la vittoria. Vediamo che è stato l'artefice di questo gol. Del 3-0 proprio nel finale della partita, mi è saltato letteralmente il telefono, incredibile ma vero. Intanto devo riprendere i miei amici qua tedeschi che mi stavano supportando, eccoli lì, riprendo gli amici che mi hanno seguito per tutta la partita, eccoli qua. Ho ripreso questa partita, tutto a posto, non è accaduto assolutamente nulla, ecco, mi fotografo anche i tifosi, chiaramente i tifosi tedeschi. Alberto, la partita è terminata con il 3-0, posso raccontare questo retroscena nel momento in cui c'è stato il gol del 3-0. Alberto, mi è saltato completamente il telefono, è andato per terra, fortunatamente non si è spaccato ed ha continuato a registrare, e adesso ovviamente la festa che sto cercando di documentare chiaramente con le immagini in collegamento anche radiofonico con la Sardegna, con l'Italia, con il mondo su www.radiostar.it. Salutiamo tutti i tifosi tedeschi ovviamente che sono stati molto cortesi, molto simpatici nel sentire anche la nostra radiocronaca, caro Alberto Benini. È stato uno spettacolo davvero eccezionale. Naturalmente essere qui a Dortmund davanti ad 80.000 spettatori con un pubblico davvero fantastico. Sono davvero orgoglioso quest'oggi di essere stato qui insieme ai tifosi tedeschi ed aver commentato questa partita davvero strepitosa. Direi di chiudere qui il collegamento ribadendo che la formazione del Dortmund ha vinto per 3-0 in una partita che non dimenticherò sicuramente. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale buona serata. Linea che torna dalla Germania in Sardegna. Buona serata a tutti, buonanotte.